Nevicate in arrivo anche in pianura. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione dal pomeriggio di domani alla tarda mattinata di giovedì. Osservata a speciale la fascia pedemontana e montana, ma come detto anche nelle città potrebbe cadere qualche fiocco. E così anche Treviso si prepara mercoledì a far fronte alla prima neve, con tutti i disagi che rischia di comportare a livello di viabilità. Non saranno, se ci saranno, nevicate abbondanti, soprattutto in pianura, perché le temperature sono proprio al limite, quindi si giocherà su qualche decimo di grado, mentre sicuramente alzandoci un po', quindi sulla pedemontana, sarà a 200-300 metri di quota, lì sicuramente ci saranno le nevicate e potranno essere anche di un certo rilievo. Precipitazioni che, come il vento degli ultimi giorni, contribuiscono ad abbassare drasticamente i livelli di inquinanti nell'aria. Grazie a qualche giorno fa al FEN, a questo fenomeno che ha smosso e ha fatto diminuire le concentrazioni di inquinanti, e poi adesso con qualche pioggiarella poi abbiamo questo afflusso di aria umida, quindi cosa vuol dire? Che il vento disperde gli inquinanti e fa sì che i valori siano più bassi, quindi tutto a favore, diciamo, di un minore inquinamento. A Treviso da domani, in base all'ordinanza dell'accordo di bacino padano, tornerà il cosiddetto livello verde. Diesel Euro 4 nuovamente liberi di circolare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. Non potranno invece percorrere le strade del comune capoluogo le auto private e i veicoli commerciali a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1 e i diesel privati e commerciali 0, 1, 2 e 3, oltre ai ciclomotori e ai motoveicoli a due tempi Euro 0.